In merito a criticità del personale medico della cardiologia di Canicattì arrivano delle precisazioni da parte del direttore del dipartimento, dottor Giuseppe Caramanno. A parlare il direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'ASP di Agrigento, nonché primario di emodinamica e cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio Giuseppe Caramanno, che dice: l'unità operativa di cardiologia di Canicattì continua a svolgere la propria funzione grazie al contributo determinante dei medici di Agrigento e di Sciacca, che si stanno sacrificando non poco per assicurare un servizio agli utenti di Canicattì e del suo Interland. Purtroppo devo constatare, afferma Caramanno, che si è giunti a questa situazione di grave carenza di organico e si ha una ragionevole certezza del fatto che il dottor Luciano Sutera Sardo, primario facente funzioni della cardiologia di Canicattì, poco o nulla ha messo in atto per trattenere nel proprio reparto almeno 4 medici. Uno si trova in via provvisoria all'ospedale di Licata, un altro è andato in pensione il prima possibile, gli altri 2 medici hanno preferito trasferirsi nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Caltanissetta in quanto i rapporti con il primario facente funzioni non erano proprio idilliaci. Recentemente, continua il dottore Caramanno, si è concluso il concorso per 12 posti di cardiologi nell'ambito dell'ASP di Agrigento. I 3 posti della cardiologia di Canicattì sono rimasti vacanti, nonostante 26 medici idonei. Perché nessuno vuole accettare un posto di ruolo nel suddetto reparto? A questa domanda dovrebbe rispondere il dottore Sutera Sardo. La scorsa settimana il Sardo è stato assente dal reparto per 5 giorni per motivi familiari e contemporaneamente un altro medico è stato in ferie per 6 giorni, per cui pur rimanendo 2 medici titolari in servizio non possono non significare che la loro assenza è stata ampiamente colmata e non senza difficoltà dal personale medico degli ospedali di Agrigento e Sciacca, il quale con grande spirito di abnegazione, con turni massacranti, ha assicurato la presenza costante in un reparto delicato come quello della cardiologia. Per quanto mi riguarda, conclude il dottor Caramanno, questa è l'amara situazione che si è venuta a creare all'interno della cardiologia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ovviamente dispiace leggere certe dichiarazioni che sono in netto contrasto con la sacrosanta verità, senza nulla togliere ai colleghi di Canicattì, che peraltro avranno una settimana di ferie nel mese di agosto. Non si può far finta di nulla e far passare inosservato il grande lavoro che stanno compiendo attraverso i colleghi di Agrigento e di Sciacca.